Salvina Mangione della CGIL, so che state preparando uno stato di agitazione sulla sanità, ecco, di cosa si tratta? Sì, abbiamo fatto proclamazione dello stato di agitazione ai lavoratori addetti al servizio di ristorazione nell'ASP di Agrigento. Il giorno 8 agosto abbiamo inoltrato una richiesta di incontro unitaria, CGIL, CISL e UIL, le categorie di riferimento, naturalmente al commissario dell'ASP di Agrigento, ad oggi ancora senza alcuna risposta. Il nuovo bando ci preoccupa molto sulla tenuta occupazionale, prevede una chiusura imminente, quindi entro il prossimo mese, delle cucine degli ospedali, e questo significa una distribuzione del pasto direttamente a distanza con cucine dislocate sul territorio. Non abbiamo notizie di fatto di cosa sarà dei lavoratori addetti, ci potrebbe essere una riduzione del personale e questo ci porta nella condizione di dover chiedere e di insistere ulteriormente nel rapporto con l'ASP di Agrigento, con la richiesta di incontro per trovare delle soluzioni che salvaguardino il posto di lavoro agli addetti del servizio e garantiscano al personale addetto un proseguo dell'attività lavorativa. Su altre piattaforme, sempre relativamente alla sanità, c'è questa ipotesi che il governo Schifani voglia separare le aziende ospedaliere dall'ASP, una sua valutazione così. Ma devo dire che su questo noi siamo assolutamente in una posizione divergente, nel senso che continuare a dislocare o a dividere assetti importanti delle strutture pubbliche è un danno per la cittadinanza, è un danno per l'intero paese. Veniamo ieri da una manifestazione importante su Roma, siamo appena rientrati proprio perché questi temi sono dei temi caldi e che riguardano tutti e che animano proprio la nostra città di un interesse particolare. Non lontano, circa un mese fa abbiamo fatto una grande manifestazione anche su Agrigento proprio su questi temi. Per noi è importante mantenere un servizio pubblico che risponda alle esigenze dei nostri cittadini e questo passa attraverso sia il sistema degli appalti che il sistema del pubblico, come inteso proprio nell'accezione più pura di quello che è il pubblico impiego.